Qui a Venezia, oggi giornata dedicata alle premiazioni, la guida dell'Ice Veneto, guida Venezia, che proclama i migliori vini di tutte le categorie. Siamo con l'assessore Caner, assessore della Regione Veneto, siamo con il presidente di Ice Veneto, Marco Aldegheri, e io inizierei dall'assessore perché mi è piaciuto molto il suo intervento di oggi quando ha detto ma io mi ritrovo pienamente, no, in questa filosofia di Ice Veneto, assessore. Sì, io desidero ringraziare Ice Veneto, Aldegheri e tutti i suoi collaboratori per l'idea che hanno avuto con questa guida, prima cartacea, poi online, importante, che racconta il territorio a 360 gradi, quindi non è soltanto una classica guida che siamo abituati a vedere che ci illustra i vini del territorio, ma le esperienze che si fanno nel territorio, perché il vino è un'esperienza e raccontare il territorio significa raccontare un prodotto e raccontare ciò che ci sta dietro. Questo è fondamentale per la promozione dei nostri prodotti agricoli, non soltanto il vino, perché poi all'interno del sito e della guida poi si raccontano anche le altre eccellenze che abbiamo in Veneto, ma diventa importante anche per l'aspetto turistico, perché io ricordo sempre che il 25% dei turisti che arrivano in Veneto lo fanno con una motivazione legata al bere bene e al mangiare bene, perché questa è un'esperienza. L'assessore diceva io vorrei che tornassero tutti indietro con una bella valigetta di vini e non con una gondoletta di plastica. Ma sì, siccome tutti comprano un souvenir quando vanno all'estero, giustamente, allora che se ne tornino a casa con qualcosa in mano che racconti il nostro territorio. Un'ottima bottiglia di vino, ma può essere anche un pezzo di formaggio piuttosto che un'altra eccellenza veneta, ma non con la gondoletta di plastica magari prodotta in Cina e venduta qui tra le calli. Presidente, siamo presidente Marco Aldegheri, presidente di Ice Veneto, oggi è una bellissima giornata, ovviamente Ice Veneto sempre più avanti, nonostante il Covid, sempre più avanti, con una, come dire, presentazione di servizi innovativi che in qualche modo voi mettete a disposizione del vasto pubblico, perché non è solo per gli addetti ai lavori, giusto Presidente? Grazie Luigi, insomma i momenti duri servono anche a fare buone riflessioni, quindi dopo aver attraversato questi anni complicati abbiamo avuto anche modo, come dire, di dare ulteriore slancio al lavoro che già stiamo facendo da 8 edizioni, questa è l'8ª edizione, quella di questa guida. Quindi una volta di più abbiamo cercato, come dire, di accentuare fortemente la direzione verso quegli obiettivi che sono legati a questa guida fin dalla sua origine. Si chiama Venezia, in una città che è legata a doppia mandata al mondo del commercio, del viaggio. Insomma, questa città è un grande esempio di accoglienza sotto ogni punto di vista, quindi immaginare che anche una guida del vino possa diventare uno strumento di accoglienza e di accompagnamento all'accoglienza, secondo me e secondo noi è stata un'idea fondante quando siamo partiti con questo progetto, ma che oggi aveva bisogno di essere reinterpretata con tutti gli strumenti che oggi il mondo digital ci mette a disposizione. Tra l'altro non è nuova questa vocazione di Ice Veneto, di essere appunto in qualche modo raccontatori, no, del territorio, come diceva anche l'assessore, perché voi siete partiti durante il congresso nazionale che si è svolto qui in Veneto, a Verona, 2 anni fa se non sbaglio, proprio con il carnet di viaggio. Carnet di viaggio non è altro che, come dire, la versione cartacea di una guida che invece opera fondamentalmente sullo spazio digitale. Anche quello è stato un progetto, come dire, nato 2 anni fa in occasione del congresso, dove fra l'altro l'assessore Catania è stato presente, ma è stato presente tutta la Regione Veneto con un sostegno che io ricordo in modo estremamente concreto, quindi siamo stati, come dire, ci ha inorgoglito poter, come dire, raccogliere il sostegno di Regione Veneto in un momento di particolare visibilità come un congresso nazionale, durante il quale abbiamo ricevuto da tutta Italia il mondo della sommelierie. Dicevamo l'idea che insomma, una guida possa anche diventare uno strumento di narrazione, il vino è narrazione fondamentalmente, e uscire un po' dagli schemi ci aiuta in qualche modo a tornare a quella che è un po' la nostra origine. È chiaro che oggi il mondo della comunicazione cambia molto, c'è bisogno, come dire, di rincorrere continuamente un modo di raccontare le cose che spesso cambia, ricordando però che il mondo del vino e della gastronomia è sempre legato in modo molto forte ad alcuni principi fondamentali. Ecco, riuscire a reinterpretarsi per essere comprensibili, secondo noi era la chiave di volta in questo prodotto editoriale. Amo chiamarlo prodotto editoriale perché rappresenta un ambiente a 360 gradi che non è solo la guida, ma che diventa il mondo eventi, che diventa una rivista, che diventa il carnet di viaggio che hai citato giustamente, quindi la possibilità di essere uno spazio, un hub di comunicazione dove si possono trovare opportunità di ogni tipo per i tipi di target più diversi possibili e immaginabili.
Ma le novità non finiscono qui, perché in realtà quest'anno c'è stata anche una grande novità nella presentazione dei vini vincitori, perché siete arrivati qui con un trittico di vini finalisti per ogni categoria. Beh, siamo passati dal metodo delle nomination, niente di più collaudato, mettiamola così. Noi già dalla prima edizione abbiamo dedicato uno spazio di particolare visibilità a un vino per ognuna delle 7 categorie che oggi sono identificate nel mondo della produzione. Per molti anni abbiamo premiato quindi 7 vini, uno per categoria. Da quest'anno siamo passati a una formula un po' diversa, abbiamo scelto i 3 migliori vini che ci sono piazzati con i punteggi più alti e abbiamo dato questa platea di 21 vini in pasto letteralmente a una commissione molto autorevole composta da degustatori ufficiali, da alcuni sommelier che vengono da fuori regione, da giornalisti. Ma proprio in diretta, perché si è svolta pochi minuti prima della proclamazione. L'abbiamo fatta esattamente un'ora prima della conferenza stampa e quindi i risultati sono arrivati in conferenza stampa dopo lo spoglio degli atti. Chiudiamo con l'assessore, quindi assessore, questa partnership tra ICE Veneto e la Regione Veneto si consolida? Assolutamente sì, è già iniziata qualche tempo fa, come ricordava giustamente Marco Aldegheri prima, e continua ora e io auspico che continui anche nel prossimo futuro, perché diciamo è ciò che noi come Veneto dobbiamo fare e continuare a fare. Nel nostro piano strategico abbiamo individuato le linee proprio di promozione turistica legate a 360 gradi al territorio, e ICE Veneto ha interpretato secondo me in maniera magistrale questo nostro intendimento, e anzi ho proprio chiesto prima al Presidente che veicolizzi anche il nostro brand Veneto Land of Venice, che è fondamentale all'interno anche proprio della guida dei prodotti, proprio per far capire l'importanza di questo connubio e anche far sì che il loro sito entri all'interno del DMS regionale, al nostro sito www.veneto.eu, proprio perché le due cose sono collegate. Noi vogliamo raccontare il territorio e collegare, linkare anche tutto ciò che sul territorio c'è. Quindi questa guida da questo punto di vista è ottimale. Bene, ringraziamo l'assessore Canè, il presidente Marco Aldegheri, e li ritroviamo fra poco per un brindisi in sala degustazione. Grazie.